Buonasera ragazzi, buonasera a tutti, buonasera a chi ci segue di casa. Vorrei invitarvi ad alzarvi per cominciare il nostro culto e vorrei chiamare chi è là più indietro a venire un po' più in avanti, che così siamo più vicini e che possiamo iniziare questo culto con la nostra lode, la nostra adorazione, veramente che lo Spirito Santo possa essere in mezzo a noi. Amen? Preghiamo. Signore, noi ti chiediamo, Padre, che il tuo Spirito Santo possa essere in mezzo a noi, Signore, in questo luogo, che il Signore possa riempirci, Signore, di te, oh Padre, nel nome di Gesù. Oh Padre, che tutta l'onore, tutta la gloria, Padre, tutta l'adorazione, Signore, sia a te, oh Padre. Noi ti ringraziamo, Signore, per ogni cosa che tu ci hai dato, ci hai fatto, Padre, ma principalmente, Signore, perché tu sei, oh Padre, perché tu sei reale nelle nostre vite, Signore. Nel nome di Gesù, Signore, che il tuo Spirito Santo possa guidarci, che il tuo Spirito Santo, Signore, possa riempire, oh Padre, il nostro cuore, oh Padre, e che possiamo veramente offrire, oh Padre, a te una lode, un'adorazione, e ricevere, Signore, una parola che viene dal tuo trono, Padre. Nel nome di Gesù, Signore, che il Signore possa riempirci, Signore, che possiamo veramente uscire da questo luogo, Signore, trasformati di te, oh Padre, che il Signore possa portarci la tua gioia, oh Padre, la tua pace, il tuo amore, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Lodiamo. Buonasera Chiesa, voglio invitarvi ad adorare il nome santo di Gesù. Una sola voce e un solo spirito, amen? Signore, voglio vederti, Signore, voglio vederti. Aprimi gli occhi, Signore. Aprimi gli occhi del cuore. Aprimi gli occhi, Signore, voglio vederti. Vogliamo vederti, Signore. Dichiari, Chiesa. Vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria. Versa il tuo amore su noi, mentre cantiamo Santo, Santo. Vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria. Versa il tuo amore su noi, mentre cantiamo. Dichiari che Lui è santo. Dichiari che Lui è santo con tutto il cuore. Santo, 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 voglio vederti. Che non siano solo parole. Santo, 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 voglio vederti. Vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria. Versa il tuo amore su noi, mentre cantiamo Santo, Santo. Vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria.
è santo con tutto il cuore. Santo, 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 voglio vederti. Ancora una volta, Chiesa. Santo, 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 Con tutto il cuore. santo, 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 voglio vederti. Ancora più forte. Santo, 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 voglio vederti. Ancora una volta canti che Lui è santo. Santo, 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 voglio vederti. Gloria al nome santo di Gesù. Ti cerco, vengo a te, Signore, mentre ancora in silenzio sei. Io ti cerco e adesso aspetto il tuo te, rivelati a me, Signore, voglio te. Ti vogliamo, Signore. Signore, ti voglio sentire te, io voglio più di te. Vogliamo toccarti, Signore. Voglio toccarti, vedere il viso tuo, Signore, voglio te. Sto seguendo, sto cercando te, la corona conquistare. Sto lottando, niente può fermarmi perché sto seguendo te, Signore, voglio te. Cantiamo, Chiesa, con tutto il cuore. Signore, ti voglio sentire te, io voglio più di te. Voglio toccarti, vedere il viso tuo, Signore, voglio te. Signore, ti voglio. Signore, ti voglio sentire te, io voglio più di te. Vogliamo toccarti, Signore. Voglio toccarti, vedere il viso tuo, Signore, voglio te. Questa sera possiamo dichiarare che Lui è il Signore, che desideriamo di più del nostro Dio
che Egli possa dimorare nelle nostre vite e nei nostri cuori. Amen. Dichiarate con tutti i cuori che desiderate più di Dio, più del suo regno e più della sua presenza. Che non sia solo una lode, né solo un momento in cui siamo qua a cantare, a parlare di Dio, ma che sia veramente un cambiamento dentro del nostro cuore. Che non siano solo parole o solo canzoni, ma che siano veramente dichiarazioni del nostro amore verso di Dio. Perché Lui è sovrano, perché Lui desidera il nostro cuore, la nostra lode, la nostra adorazione, e che possiamo oggi cantare con tutto il cuore quanto Lui è grande e potente, quanto Lui è sovrano. Amen. Sono qui prostrato davanti a te. Vieni Signore, Vieni, Signore. vieni Signore, Portaci, Signore. portami con corde d'amore a te. Dono il mio cuore, ti dono il mio cuore, io mi arrendo. Riempici di grazia, Signore. Riempimi di grazia, inondami, ho sete di te, ho sete di te. Le braccia mie alzo verso di te. Parla mio Dio, Parlaci, Signore. parla mio Dio, io mi arrendo, io mi arrendo, Vogliamo conoscerti, Signore. voglio conoscerti, voglio sentirti qui, io mi arrendo, io mi arrendo, Vogliamo conoscerti, Signore. voglio conoscerti, voglio sentirti qui,
sia manifesta nel nostro posto, Signore, in questa chiesa. Desideriamo, Padre, che il tuo Spirito Santo ci guidi verso una vita che ti sia gratita, Signore. Che ogni mattina siano toccati della tua presenza e del tuo amore. Oh Signore, grazie. Grazie Dio per la tua misericordia, Signore, che si rinnovano ogni mattina, Signore. Grazie Padre per il tuo sacrificio, Signore. Sacrificio di croce, Signore. E per la tua opera perfetta, Dio. Grazie, Signore. Ci arrendiamo ai tuoi piedi, Signore. Con un cuore, Padre, spezzato di amore, Signore. Che non siano solo parole, Signore, come ho detto prima, ma che siano veramente un desiderio della nostra anima, Signore. Per questa Chiesa voglio invitarvi a cantare ancora una volta, ma non come prima, come se fosse l'ultima volta che cantiamo il nostro Dio. Perché dobbiamo pensare che tutte le volte che siamo qua a lodare, a cantare, può essere l'ultima volta. E vogliamo che sia perfetta come adorazione, perché Lui è degno di questo. Mostra su di me, come
apro il cuore mio per fare glorire Gesù, il Re di gloria. Io apro il cuore mio, io apro il cuore mio, gloria fia, il Re di gloria, Gesù, Gesù, Lui è il Re, Lui è il Re, fia, il Re di gloria, fia, il Re di gloria, Gesù, Gesù, Lui è il Re, Lui è il Re, fia, il Re di gloria, fia, il Re di gloria, Lui è il Re, Lui è il Re, chi è il Re di gloria, chi è il Re di gloria, Gesù, Gesù, Lui è il Re, Lui è il Re, chi è il Re di gloria, chi è il Re di gloria, Gesù, Gesù, Lui è il Re, Lui è il Re. che tu possa entrare in ogni singolo cuore in questo preciso momento, Padre. Tu sei il Re dei nostri cuori, il Re della nostra vita. Ti chiedo, Signore Gesù, di essere accanto a noi. Padre, noi sappiamo che tu sei qui. Ti chiedo, Signore Gesù, di essere il nostro Re. Apri i nostri cuori a te, oh Padre. Ti chiedo, in nome santo di Gesù. Amen. Facciamo la ultima volta chi è il Re di gloria, perché lui merita. Chi è il Re di gloria? Chi è il Re di gloria? Gesù, Gesù, Lui è il Re, Lui è il Re. Chi è il Re di gloria? Chi è il Re di gloria? Gesù, Gesù, Lui è il Re, Lui è il Re. Gloria al nome santo di Gesù. Potete sedervi. Buonasera.
e quanto è bello essere qui con voi. E oggi vorrei condividere la parola di Dio. Come tema del messaggio, per chi vuole prendere appunti, il tema è: qual è il tuo rifugio nei giorni di disperazione? E leggeremo il testo di 1 Samuele 21, dal versetto 1 al versetto 9. Che dice così: Davide andò a Nob dal sacerdote Ahimelech. Ahimelech gli viene incontro, turbato, e gli disse: perché sei solo e non hai nessuno con te? Davide rispose al sacerdote Ahimelech: il re mi ha dato un incarico e mi ha detto: nessuno sappia nulla dell'affare per cui ti mando e dell'ordine che ti ho dato. E quanto alla mia gente, le ho detto di trovarsi in un dato luogo. Ora che hai qui a portata di mano, dammi 5 pani o quelli che si potrà trovare. Il sacerdote rispose a Davide e disse: non ho sotto mano del pane comune, ma c'è del pane consacrato. I giovani sono almeno astenuti da contatto con donne. Davide rispose al sacerdote: da quando sono partito 3 giorni fa siamo rimasti senza donne, e quanto ai vasi della mia gente erano puri. E se anche la nostra missione è profana, essa sarà oggi santificata da quel che si porrà nei vasi. Allora il sacerdote gli diede del pane consacrato, perché non c'era l'altro pane tranne quello della presentazione, che era stato tolto dalla presenza del Signore, perché fosse sostituito con pane caldo nel momento in cui veniva preso. Quel giorno uno dei servi di Saul si trovava là trattenuto in presenza del Signore. Si chiamava Doeg. Era edomita e capo dei pastori di Saul. Davide disse ad Ahimelech: non hai qui disponibile una lancia o una spada? Perché io non ho preso con me né la mia spada né le mie armi. Tanto premeva l'incarico del re. Il sacerdote rispose: c'è la spada di Goliat, il filisteo, che tu uccidesti nella valle dei Terebinti, e l'ha avvolta in un panno dietro l'efod. Se la vuoi prendere, prendila, perché qui non c'è né altra all'infuori di questa. Davide disse: nessuno è pari a quella, dammela. Preghiamo. Signore, noi ti chiediamo, Padre, che il Signore possa parlare con noi questa sera, che possiamo avere, Padre, i nostri cuori, la nostra mente, Signore, le nostre orecchie aperte, Signore, ad ascoltare ciò che tu vuoi parlarci, Signore. Nel nome di Gesù, Signore, ti chiedo di togliere ogni distrazione, Signore, ogni ansia, ogni paura, Padre, ogni problema, Signore, dalla nostra mente, che possiamo veramente rimanere concentrati, Signore, nella tua parola, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Nella nostra camminata con Dio noi avremo tantissime difficoltà, no? E a causa di queste difficoltà molte volte possiamo commettere degli errori, come è successo a Davide. Ci saranno momenti nella nostra vita in cui tutto andrà liscio, in cui tutto andrà bene, saranno 1000 fiori, no? Come diciamo, e ci saranno momenti invece che ci sentiremo persi, momenti in cui ci sentiremo senza saper cosa fare, veramente persi. E una domanda che vorrei farvi stasera, alcune domande in realtà, sono: qual è il tuo rifugio nei giorni di disperazione? Dove metti la tua speranza? Ti nascondi dietro le tue paure, le tue bugie, i tuoi problemi, la tua ansia? Oppure ti presenti davanti al Signore con un cuore totalmente arreso, con un cuore totalmente contritto? Oggi vedremo 3 punti di questo testo che abbiamo letto all'inizio. E il primo punto è che Davide ha mentito al sacerdote Ahimelech. Dal versetto 1 al versetto 2 noi vediamo questa situazione, e per capire un po' il contesto di cui stiamo parlando, Davide si trova in questo momento fuggendo da Saul, dopo che il suo amico Jonathan, abbiamo parlato, no, di Jonathan settimana scorsa, e dopo che il suo amico Jonathan gli aveva detto che Saul lo stava perseguendo perché era arrabbiato, lo teneva come un nemico e quindi voleva ucciderlo. E il suo dilemma adesso era continuare ad essere fedele a Dio
e onorare un re che voleva ucciderlo. Molte volte nella nostra vita, e portando a noi, passiamo per situazioni così, in cui dobbiamo essere fedeli a Dio e comunque onorare una persona che ci perseguita. Magari a scuola, al lavoro, ci sono delle persone che ci perseguitano perché siamo cristiani, perché crediamo in Dio, e comunque dobbiamo onorare queste persone, comunque dobbiamo servire queste persone. E com'è la nostra reazione davanti a una situazione del genere? Com'è il nostro cuore in una situazione del genere? Davide scappa, come abbiamo visto nel testo, e va a Nob. Lui trova il sacerdote Ahimelech e gli dice che Saul lo aveva inviato a una missione, dicendo al sacerdote che non poteva rivelare quale missione era. E tutto questo doveva essere mantenuto in sigillo. E questo non era vero, perché Saul non aveva mandato Davide a una missione. Quindi lui ha mentito al sacerdote. È arrivato da solo, senza cibo, senza armi, senza i guerrieri con lui. E questa era una situazione anormale in quell'epoca. A questo punto potremmo chiederci: perché Davide ha mentito allora? Perché ha fatto tutto questo? Una delle prime ipotesi che possiamo pensare è perché questo darebbe credibilità alla sua storia. Lui era affamato, era da solo ed era profondamente angosciato perché c'era un re che lo stava perseguitando, che voleva ucciderlo. La bugia in una situazione di pressione, in una situazione di sopravvivenza, è giustificabile? Nella parola di Dio noi vediamo che non è giustificabile. Se leggiamo Efesini 4, il versetto 25, dice così: perciò, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Quindi la bugia non è giustificabile neanche in una situazione di sopravvivenza, neanche in una situazione dove ci sentiamo pressionati. Non possiamo essere agenti di Dio, non possiamo essere agenti segreti di Dio. Nel tuo lavoro, nella tua scuola, a casa tua, con i tuoi amici, sul tuo Instagram, le persone sanno che sei cristiano, le persone sanno che credi in Dio. Dio ci ha chiamati a rappresentare il suo regno qua sulla terra. Noi siamo la luce del mondo. Matteo 5, 14, 16 a 16 dice proprio questo. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città collocata sopra un monte, né si accende una lucerna per metterla sotto il mogio, ma sopra il lucerniere perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli. Noi siamo la luce del mondo. Le persone devono sapere che siamo cristiani. Le persone devono sapere che crediamo in un Dio che può salvare la loro vita, che può dargli speranza, che può dargli un rifugio. E noi possiamo solo rappresentare questa luce quando conosciamo chi ci ha creato, quando conosciamo Dio. E come possiamo conoscerlo? Possiamo conoscerlo in un rapporto intimo con Lui. In un rapporto intimo con Lui conosceremo veramente le sue caratteristiche, le sue attitudini. E il punto 2 che vorrei parlarvi questa sera è che Davide ha chiesto del cibo immediatamente al sacerdote e ha chiesto del cibo che non poteva mangiarlo. Dai versetti 3 a 6 noi possiamo vedere che Davide aveva fame e ha chiesto al sacerdote Ahimelech del cibo, ma il sacerdote non aveva niente che il pane consacrato, che il pane che era riservato solamente ai sacerdoti. E questi pani
Solo i sacerdoti potevano mangiarlo, quindi Davide non lo poteva. Per quello che Ahimelech, il sacerdote Ahimelech, aveva richiesto per poter dare il pane a Davide se lui e i suoi uomini si erano astenuti di rapporti sessuali in quel periodo, perché fossero consacrati. E in questo caso noi possiamo vedere che Ahimelech ha avuto compassione di Davide, lui ha avuto misericordia di Davide, perché era affamato e voleva dargli del cibo. Ma possiamo anche vedere che in questo caso Davide ha manipolato una situazione per ottenere ciò che voleva. Lui aveva fame, quindi ha manipolato questa situazione per poter ottenere il pane, per poter mangiare, per poter soddisfare una necessità che aveva. E lui ha spiritualizzato una cosa che non si poteva spiritualizzare. Lui ha manipolato il sacerdote chiedendo del pane che non poteva mangiare e quante volte noi facciamo lo stesso. Manipoliamo una situazione solamente perché abbiamo bisogno di quella cosa e quindi facciamo di tutto per ottenerla. Noi siamo una generazione che non sa aspettare, no? Una generazione che vuole tutto tutto subito. Ad esempio, non so se vi è mai successo, se vi è mai capitato, quando vi cade l'internet, non avete più campo e siete in un sito e volete entrare in quel sito, volete, non so, scrivere a un vostro amico, volete fare una videochiamata su WhatsApp, non lo so, ma avete la necessità di avere internet per fare queste cose, no? E se quel sito si blocca, l'internet non funziona più, rimaniamo là già con il telefonino, dai, funziona, deve funzionare. Noi siamo una generazione che non sa aspettare, che non riusciamo ad aspettare qualcosa. E quante volte abbiamo manipolato una situazione per ottenere ciò che volevamo in caso di disperazione. Io mi ricordo dell'esempio di Sara e di Abramo, no? Quando Dio gli ha dato la promessa che loro dovevano avere un figlio, che loro avrebbero un figlio, ma Sara non ha creduto in ciò che Dio gli aveva detto, nella promessa di Dio, e ha voluto fare come voleva lei, ha voluto veramente manipolare quella situazione per poter ottenere ciò che voleva. Lei diceva che loro erano troppo vecchi, che non riuscirebbero ad avere un figlio e che Dio non adempisse la sua promessa. Però Dio non mente, non è della sua natura mentire, non è della sua natura fare questo. Quindi se Lui ti ha dato una promessa, se Lui ha dato una promessa a Sara e ad Abramo, Lui la adempirà. Che lo Spirito Santo possa guidarci a saper discernere il suo tempo e ci dia il coraggio per affrontare le situazioni che sono davanti a noi. E il terzo punto che vorrei condividere con voi, noi lo troviamo nel versetto 7-9 del testo che abbiamo letto, perché Davide ha preso un'arma che non gli serviva. Non avendo nessun'arma con sé, ha chiesto al sacerdote se lui non aveva un'arma da dargli. E il sacerdote aveva solo la spada che ha usato Goliat quando ha combattuto con Davide. Quindi immaginatevi, lui aveva combattuto con Goliat poco tempo prima e adesso stava chiedendo l'arma di Goliat per usarla. La fede di Davide tentenna e poco prima non aveva bisogno d'altro della fonda di un pastore. E adesso l'uomo che aveva rifiutato l'armatura per combattere Golia perché non gli serviva, perché non gli stava su, stava chiedendo al sacerdote proprio l'arma del suo nemico. Perché Davide ha fatto questo? Perché è successo? Perché lui ha smesso di concentrarsi su Dio.
Sul grande schermo dell'immaginazione di Davide c'è Golia, di conseguenza ha fatto il suo ingresso la disperazione. E la disperazione ha generato bugie che hanno suscitato paure e che hanno oscurato la verità. Lui non aveva nessun posto dove nascondersi, nessuno a cui chiedere aiuto, niente cibo, non aveva nessuna risorsa a disposizione. E cosa poteva fare in quella situazione? Chiedendo un'arma al sacerdote Ahimelech, era come se Davide volesse mettere Dio nei suoi piani, invece di mettersi nei piani di Dio. E quante volte noi facciamo lo stesso nella nostra vita? Ah, Signore, ma io voglio questo. Tu devi darmi questo. Se non è così, non lo voglio più. Molte volte facciamo anche noi la stessa cosa e cerchiamo di mettere Dio nei nostri piani, invece di andare da Dio con un cuore arreso, con un cuore contrito e dire: Dio, fai la tua volontà nella mia vita, fai quello che tu vuoi nella mia vita. In Proverbi 16, 9 dice: il cuore dell'uomo medita la sua via, ma il Signore dirige i suoi passi. È il Signore che dirige i nostri passi. Molte volte noi limitiamo l'agire di Dio nella nostra vita perché vogliamo fare le cose come le vogliamo noi, invece di fare le cose come le vuole Dio. Invece di chiedere a Dio in ogni situazione, in ogni circostanza, cosa Lui vuole per noi in quella situazione. L'arma che Davide ha chiesto al sacerdote non era della sua dimensione. Immaginatevi che Davide era piccolino e l'arma di Golia era un'arma molto più grande, perché Goliad era un gigante. Davide non aveva statura e neanche la robustezza di Golia. E molte volte noi, per dimostrare che siamo spirituali, usiamo armi come l'intelligenza, come la forza, come la disciplina, la determinazione, ma che non hanno niente a che vedere con la spiritualità. Non sto dicendo che non dobbiamo avere determinazione, intelligenza, forza, determinazione, anzi, non fraintendetemi, dobbiamo sviluppare tutte queste caratteristiche, anche perché se magari vi do un esempio, se non sviluppiamo la disciplina, in un giorno che non vogliamo leggere la Bibbia, non la leggeremo, perché la nostra carne non vuole leggere la Bibbia. E quindi se io, anche se nel mio giorno più pesante, non leggo la Bibbia, non voglio leggere la Bibbia, se non ho la disciplina di leggerla, di stare con Dio, di pregare, non lo farò. Quindi dobbiamo sviluppare sì queste caratteristiche. E sono momenti che dobbiamo farlo, perché questo dimostra la nostra fedeltà a Dio. Questo dimostra che abbiamo la consapevolezza che abbiamo bisogno di Lui, che senza di Lui non siamo niente. Una cosa interessante che possiamo vedere è che le armi che i soldati romani usavano nell'antichità era una spada molto corta, e io vi ho portato un'immagine per farvi vedere più o meno com'era, e chiedo alla Marcia di proiettarla per favore. Ecco, quella là è la spada che i romani usavano nell'antichità, ossia era una spada corta, era molto facile di usarla, perché era corta, loro riuscivano a maneggiarla, i soldati, ed era la spada più corta di qualsiasi altro esercito che c'era nel mondo. Dunque era più efficace, era molto più facile. I romani erano molto più rapidi ad usarla, essendo una spada piccolina, leggerissima, maneggevole. A differenza, i soldati romani usavano anche gli scudi enormi che coprivano il corpo, quindi non rimanevano vulnerabili alla battaglia, non rimanevano vulnerabili al combattimento.
E nella storia di Davide, di cui stiamo parlando stasera, noi vediamo che lui non ha usato lo scudo della fede. Ha voluto, anzi, prendere una spada che era più grande di lui, che era più grande della sua statura. Lui si è tornato vulnerabile, ma ha voluto usare una spada inadeguata, che non gli serviva ed era difficile manovrarla. Noi abbiamo già un'arma che ci ha dato Dio, ed è la sua parola. Se andiamo a leggere Efesini 6, dai versetti 13 a 18, dice: «Prendete perciò l'armatura di Dio, perché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver superato tutte le prove. State dunque ben fermi, cinti i fianchi con la verità, rivestiti con la corazza della giustizia e avendo come calzatura ai piedi lo zelo per propagare il Vangelo della pace. Tenete sempre in mano lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, cioè la parola di Dio. Pregate inoltre incessantemente, con ogni sorta di preghiera e di supplica, nello Spirito, vigilando a questo scopo con ogni perseveranza e pregando per tutti i santi». La nostra spada è la parola di Dio. Noi possiamo combattere i nostri pensieri negativi, noi possiamo combattere le nostre battaglie, le nostre insicurezze, le nostre debolezze con la parola di Dio. Nella parola di Dio noi troviamo tutte le risposte alle nostre domande. Per l'ansia troviamo risposta, per la paura troviamo risposta, per il sentirsi da solo troviamo risposta. Noi troviamo la risposta nella parola di Dio ed è questa parola di Dio che ci aiuta a combattere e a vincere le nostre battaglie. Amen? Vorrei invitarvi ad alzarvi in piedi. Oltre le promesse che ha ricevuto Davide, con questa storia noi vediamo quanto noi abbiamo bisogno di Dio, quanto non siamo nulla senza di Lui. Abbiamo bisogno della sua misericordia, abbiamo bisogno della sua grazia e Lui ce l'ha data, perché siamo esseri umani limitati di fronte alla potenza e alla grandiosità di Dio. Vorrei invitarvi a chiudere i vostri occhi e pregare in questo momento, chiedendo allo Spirito Santo di aiutarvi a vincere il giorno di disperazione, affinché lo Spirito Santo ci dia il discernimento per usare le armi giuste e combattere le battaglie giuste nella nostra vita, avendo la consapevolezza che Lui non ci abbandona, che è con noi in qualsiasi momento e che possiamo veramente essere fedeli a Dio in ogni circostanza, che la nostra speranza sia Gesù e che possiamo far riflettere alle persone là fuori che c'è un Dio, che c'è una speranza, che c'è una via di uscita. Non guardare le persone che sono intorno a te, ma in questo momento parla con Dio. Se hai delle insicurezze, se hai delle paure, se hai dell'ansia che ti sta coinvolgendo in questo momento, che ti sta in questo periodo della vita distraendo, magari che ti hanno fatto smettere di concentrarti su Dio, dove magari hai tolto il tuo sguardo da Lui, di a Lui in questo momento. Chiedigli di veramente
portarti la consapevolezza di ciò che ti allontana dalla sua presenza, di ciò che ti allontana da Lui. E chiedigli di poter usare l'armatura, la sua armatura, l'armatura che Lui ci ha dato disponibile, perché possiamo combattere le battaglie giuste, perché possiamo veramente vincere i nostri nemici. Magari con la domanda che ho fatto all'inizio ti sono già venuti dei pensieri. Hai già riflettuto? Dov'è il tuo rifugio nei giorni di disperazione? Dove metti la tua speranza? Che il nostro rifugio nei giorni disperati sia Gesù. Che la nostra speranza sia Gesù e che possiamo veramente combattere le battaglie giuste, umiliandoci davanti al Signore e credendo, avendo la consapevolezza che Lui è con noi. Signore, noi ti ringraziamo, Padre, per questo momento. Ti ringraziamo, Padre, perché Tu sei reale nella nostra vita. Grazie, Signore, perché Tu sei il nostro Dio. Tu sei, Signore, il nostro Salvatore. Tu sei il nostro Signore, oh Padre. Tu sei colui che combatte al nostro fianco, Signore, le nostre battaglie. Nel nome di Gesù, oh Padre, ti chiediamo che il Tuo Spirito Santo possa portare, oh Padre, a noi il discernimento, Signore, delle battaglie che dobbiamo affrontare, oh Padre. E che possiamo rivestirci, Signore, con la Tua armatura, oh Padre. Che possiamo usare, Signore, la Tua parola, oh Padre, per combattere, Signore, le nostre battaglie, oh Padre. Nel nome di Gesù, Signore, riempici con il Tuo Spirito Santo, Signore, affinché noi possiamo traboccare di Te, oh Padre. Nel nome di Gesù, Signore, è questo che noi Ti chiediamo in questa sera e Ti ringraziamo, Signore, per le infinite misericordie, Padre, che Tu hai verso di noi, per la Tua grazia, Signore, che possiamo avere un cuore totalmente arreso e umiliato davanti a Te, oh Padre. Un cuore totalmente contritto, Signore, che ha lo sguardo fisso in Te, oh Padre, che possiamo avere questo sguardo fisso in Te e che non veniamo, Signore, a disperarci, Signore, con tutto quello, con le circostanze attorno a noi, ma che possiamo confidare, che possiamo essere fedeli a Te, oh Padre, nel nome di Gesù. Amen. Siete già in piedi? Questo è il nostro momento di decime offerte. Io lo diamo alla sorella. Amen.
parola che ci hai appena dato, Signore. Grazie per averci detto che l'armatura che tu ci dai, Signore, basta. Grazie, Signore, per tutto quanto e per questa giornata e per questa lode che abbiamo passato. Amen. Amen. Potete sedervi. Passeremo adesso ai nostri momenti di avvisi. Allora, abbiamo il Kids Camp dal 24 al 29 giugno, quindi se conoscete bambini, se avete fratellini, cugini e bambini piccoli, potete invitare a venire al Kids Camp e con altre informazioni potete parlare con la Cecilia. Dopodiché avremo il nostro prayer camp dall'8 al 13 luglio, quindi siete tutti invitati al nostro campeggio per adolescenti e giovani. Ogni ultimo giovedì del mese abbiamo il nostro incontro di preghiera dove preghiamo per il mondo, per tutte le situazioni che stanno succedendo nel nostro mondo, quindi ogni ultimo giovedì del mese. E dopodiché avremo il 1° maggio il nostro raduno lode. Sarà tutta la giornata, 1° maggio è festa, quindi siete invitati, chi partecipa alla lode, mixer e proiezione, quindi al Ministero Lode, siete invitati a partecipare. Per maggiori informazioni potete parlare con Marcelo, va bene? Ok, preghiamo per finire il nostro culto e poi potete dividervi nei piccoli gruppi. Alziamoci in piedi. Signore, ti ringraziamo, Padre, per tutto quello che tu sei. Grazie, Signore, per questo momento. Ti chiediamo che il tuo Spirito Santo possa guidarci in questa serata, in questo fine settimana che abbiamo ancora, nell'inizio della nuova settimana, che il tuo Spirito Santo possa riempire il nostro cuore, Signore, di te. Nel nome di Gesù, Signore, noi ti chiediamo che possiamo usare, Signore, la nostra armatura, oh Padre, per combattere le nostre battaglie, che possiamo veramente essere fedeli e confidare in te con tutto il nostro cuore, Signore, nel nome di Gesù, oh Padre. Amen. Amen. È questo, Dio vi benedica. Ciao.